siamo riuniti a Padova in Occhi per parlare della problematica banche e finanziamenti vari alle banche, criticità e tutto quello che segue, le conseguenze di questi periodi riguardo al nostro sistema finanziario bancario. Allora, io sono Paola di Riscossa Italia, di questo nuovo movimento di Riscossa Italia, e ci siamo occupati ultimamente proprio di questa problematica, perché io ho presentato in Senato un disegno di legge per la commissione d'inchiesta riguardante le due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Sono stata la prima a depositare questo disegno di legge in Senato proprio perché nessuno si era posto il problema del Veneto. Io, in quanto veneta, mi sono sentita veramente tirata in causa. La complessità è enorme, sicuramente le colpe e poi i fattori per cui siamo arrivati a questa situazione sono tanti e variabili, però noi abbiamo capito studiando che c'è un meccanismo unico fautore di questa nostra crisi che passa per crisi economica e poi si è arrivati alla crisi bancaria, perché naturalmente se il settore economico si ferma, logicamente i nostri risparmi e il settore creditizio si ferma altrettanto. Quindi dobbiamo assolutamente capire perché è successo questo. È successo questo perché noi siamo entrati in questa grande calderone che chiamiamo Unione Europea, che ci ha dato delle regole e che non sono attinenti o comunque afferenti in modo specifico a proteggere il nostro sistema economico e creditizio, perché è basato principalmente sulla concorrenza, la concorrenza spietata, quindi sia in campo economico sia in campo finanziario. Da questo si deve assolutamente capire, e è importante far capire alla gente perché siamo arrivati a questa situazione. La situazione attuale è gravissima, io la posso definire gravissima, perché i nostri risparmi non sono più, chi ha dei risparmi e comunque non sono più al sicuro, come lo potevano essere quando noi avevamo la nostra sovranità, e qui torniamo al punto cardine, la nostra sovranità. Noi perdendo la nostra sovranità attraverso i trattati e tutte queste direttive europee, che noi facciamo altro che recepire supinamente, perché bisogna dirlo, noi le recepiamo e lo sottoscriviamo così, senza quasi saperne il contenuto, ha fatto sì che questo sistema collassasse. Sono tante le cose da dire, però in particolare io mi concentro in queste nostre due banche. Le nostre due banche, con un sistema sicuramente quasi da bolla speculativa, però si reggeva perché c'era il settore economico che trainava l'economia, quindi la banca prestava i soldi all'azienda, l'azienda investiva, creava lavoro e tutti stavamo bene, era un sistema circolare che funzionava. Poi naturalmente ci sono state le ruberie, ci sono state sicuramente, che la magistratura sta indagando, i colpevoli sicuramente ci sono, però noi non dobbiamo focalizzarci sul particolare, noi dobbiamo andare a capire il sistema che è collassato. Il sistema è collassato dopo le direttive dell'Unione Europea, quando è entrata in gamba tesa i controllori della BCE per quanto riguarda le nostre banche, cioè nel 2014 le azioni che erano forse super quotate, 61 euro più, insomma erano quotate, avevano un livello molto alto, e sono crollate, lo sappiamo. Adesso cosa stanno facendo? Adesso le vogliono unificare queste banche è stato votato giustamente il salvabanche in Parlamento, però non saranno sufficienti perché ci sono il Monte dei Paschi di Siena, ci sono le banche venete, ci sono le banche del centro Italia. Adesso gli speculatori finanziari ci stanno pressando perché noi vendiamo, il nostro svalutato quasi a zero, noi dobbiamo vendere e
questo che noi dobbiamo fermare il tutto, noi dobbiamo fermare questo meccanismo, dobbiamo renderci conto che dobbiamo spezzare questa catena. Loro stanno premendo, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, no? Perché vogliono ricapitalizzare, vogliono assemblare e soprattutto vogliono che gli azionisti vendino a questi prezzi stracciati. Allora, noi non siamo proprio così ingenui, abbiamo capito, no? Che avevamo il nostro candidato che tanto faceva gola, ce l'hanno azzerato e adesso naturalmente i squali vogliono comprare e possibilmente portarci via tutto il nostro patrimonio. Qui si tratta di un'intera zona, tutta il nord-est, colpisce tutta la nostra zona, ma comunque colpisce tutta l'Italia. È un fatto gravissimo che dobbiamo portare a conoscenza dei cittadini. Oggi ringrazio chi è qua, ma dovremmo essere molti di più. Dovrebbe essere tutto il territorio che si solleva e dove noi però da parte nostra diamo la nostra contribuzione come società veramente ci stiamo occupando di questo tema e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quindi oggi chi è qua è anche pregato di aiutarci anche concretamente con le proprie idee, con le proprie azioni. Quindi noi siamo qui adesso. Io ho fatto un po' una linea generale delle cose, vorrei passare, non so chi vuole parlare per primo, se volete parlare del nostro candidato sindaco di Riscossa Italia, Alessio Farinella, che è economista e insomma che sa spiegare veramente bene la situazione. Grazie. La questione delle banche è una questione senz'altro che ci tocca molto da vicino perché chiaramente tutti quanti siamo interessati alla banca, tutti quanti riconosciamo il fatto che la banca sia un punto importante sul territorio, un grande sostegno e motore per lo sviluppo. È vero che in questi anni, proprio perché è venuta a mancare l'azione di credito delle banche per le aziende, per le famiglie, ma principalmente direi per le aziende che ne hanno bisogno, chiaramente il sistema sta soffrendo molto. Quello che accade nelle banche è un tassello, per quanto sia un tassello macroscopico, un tassello che senz'altro cattura l'attenzione dell'opinione pubblica, ma fa parte di un quadro un po' più grande. La Paola ha parlato di alienazione della sovranità. In Italia la sovranità è stata ceduta in modo illecito, anche perché la nostra Costituzione vieta le cessioni di sovranità, contempla all'articolo 11 le limitazioni di sovranità in condizioni di reciprocità, okay, quindi con la controparte, e soprattutto per un fine come può essere ad esempio la pace, la pace tra i popoli, tra le nazioni. Ora, le banche sono siamo arrivati alle banche secondo me per dare un po' il colpo finale all'Italia. Tutti quanti hanno visto che abbiamo perso il 25% del tessuto produttivo, siamo ai massimi livelli di disoccupazione dal dopoguerra e ad oggi non si sente mai parlare di politiche per la ripresa, non si sente più parlare di politica industriale, non si sente più parlare di politica dell'occupazione, si sente parlare semplicemente di competitività, di diventare più competitivi e di diminuire il debito pubblico. Ora io non voglio rimettermi a parlare oggi di debito pubblico perché è la cosa che faccio più spesso, basterà andare a rivedere qualcosa addietro, ma il debito pubblico effettivamente non è mai stato un problema, lo è nel momento in cui utilizziamo, così come hanno fatto a volte i paesi del Sud America che hanno emesso delle obbligazioni, dei titoli di Stato in una valuta straniera, quindi il dollaro. Noi la stessa cosa stiamo facendo oggi perché stiamo utilizzando l'euro. Voglio dire anche un'altra cosa, voglio aprire una piccola parentesi. Noi non siamo un partito contro l'euro e contro l'Unione Europea. Questa è una piccola mistificazione del fatto, anzi vorrei dire che forse questa è più una conseguenza di ciò verso cui siamo a favore. Noi siamo un partito che è a favore della legalità, che siamo a favore più che altro del ritorno alla pienezza dell'applicazione della Costituzione originaria. Siamo un partito per la piena occupazione, per la giustizia sociale e per la prosperità. Essendo questi dei valori che probabilmente sono facilmente condivisibili da parte di tutti, necessariamente non possiamo essere a favore di chi questi valori li sta distruggendo, di chi li sta massacrando. Ecco perché oggi parliamo di ritornare alla sovranità, di uscire dall'euro. Pensiamo che l'euro non si possa adeguare
a quello che realmente vogliamo. Voglio parlare ancora in positivo di un altro aspetto. Questo aspetto riguarda quello che è mediamente oggi l'informazione. Oggi si vendono più giornali e si ascoltano più telegiornali quando ci sono delle notizie tremende, quando ci sono delle strade, quando ci sono dei fatti ad altissimo impatto negativo. Questo ci dovrebbe far riflettere, perché il fatto che continuano a darci in pasto soltanto delle informazioni negative, delle informazioni che ci mettono in una condizione di maggiore pessimismo, di maggiore incertezza, di maggiore preoccupazione nei confronti del futuro, probabilmente sono ciò che noi stiamo chiedendo. Quindi quello che vorrei lanciare come messaggio è anche quello di riguardare, ripartire da noi stessi, di guardare che cosa stiamo chiedendo, di guardare su che cosa ci stiamo concentrando oggi. Basta entrare in un bar a volte per sentire le chiacchiere di cui si parlano, di che cose importanti, probabilmente perché spesso non ci vengono raccontate, non ci vengono propinate, come ad esempio in questi giorni il Parlamento europeo ha approvato il CETA, il trattato globale per il libero commercio fra l'Unione Europea ed il Canada, che rischia di veramente distruggere in maniera definitiva moltissime piccole e medie imprese, di portare ancora peggiori prodotti nel nostro mercato, di dare la possibilità alle multinazionali, anche quelle degli alimentari, di arrivare sul nostro mercato con prodotti scadenti che possono essere equiparati ai nostri prodotti DOP, di OCG, di OP, eccetera. Quindi quello che oggi è importante è risvegliare la nostra opinione, di cominciare ad essere persone che si occupano di loro stesse, che si occupano di quello di cui oggi abbiamo bisogno, perché l'opinione pubblica conta, l'opinione pubblica è importante, l'opinione pubblica è qualcosa che temono, il potere teme l'opinione pubblica, l'opinione pubblica è qualcosa a cui stanno attenti. E l'opinione pubblica è in grado oggi di guidare un processo di cambiamento, ma l'opinione pubblica siamo noi. E probabilmente cominceremo a vedere nei telegiornali delle notizie che ci riguardano di più nel momento in cui richiederemo delle notizie che ci riguardano, e non soltanto delle notizie di terrorismo, che sono forse quelle che, con dell'autolesionismo, ma forse sono quelle che continuiamo a ricercare. Quindi, se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo rivolgerci a coloro che ci stanno dando questo messaggio. Quali sono le forze politiche che ci stanno dando un messaggio di cambiamento, di prosperità, di ritornare all'uguaglianza sociale? Chi oggi ci sta dando la possibilità di vedere, di avere una prospettiva futura più positiva? Non ce ne parla nessuno. Sembra quasi che questa prospettiva sia impossibile da realizzare, ma non è così. Ce lo ha dimostrato la Brexit. Guardate il terrorismo che è stato fatto nei confronti di un paese che comunque aveva la propria sovranità monetaria, perché l'Inghilterra, non ce lo scordiamo, non aveva l'euro, l'Inghilterra aveva la sterlina, ha sempre avuto la sterlina, quindi aveva delle risorse in più di cui oggi noi non disponiamo. Eppure, prima che l'Inghilterra votasse per l'uscita dall'Unione Europea, è stato fatto un terrorismo mediatico pazzesco. Da noi viene fatto di peggio, perché da noi le informazioni non vengono neanche date. Quando è stato votato il MES, il meccanismo europeo di stabilità, quando è stato votato il trattato di Marrakech, che ha sancito, come dire, la globalizzazione come legge anche in Italia, di questo non si è saputo niente. Abbiamo bisogno di tornare a occuparci di noi, perché la questione delle banche è una questione che è importantissima. Oggi con le banche probabilmente stanno tentando di fare l'ultimo attacco all'Italia. L'ultimo attacco all'Italia vuol dire farla commissariare. Farla commissariare vuol dire fare in modo che all'Italia si possa portare via tutto quello che ha, che lo faranno attraverso le banche. Quindi Alfredo Peruto, che qui con noi svolge da anni un'attività nei confronti, diciamo, dell'usura, ma il problema è senz'altro maggiore, perché le banche da una parte rivestono un ruolo fondamentale sul territorio come agenti che aiutano e selezionano lo sviluppo sul territorio. Oggi chiaramente non lo stanno più facendo. Dobbiamo tornare a utilizzare le banche in questo modo. Per fare questo dobbiamo dividere nuovamente, ritornare alla situazione che c'è stata dal 1936 al 1993, con la separazione delle banche di investimento dalle banche invece che fanno crediti e prestiti all'economia e alle famiglie. Questo è importante, perché altrimenti torneremo ad avere sempre dei problemi con le banche.
non abbiamo mai avuto questo tipo di problemi fino al 1993 e chiaramente nell'arco di 15 anni, di 20 anni da allora siamo nella continua condizione di avere problemi di questo genere. Le banche potrebbero essere salvate tranquillamente dall'Unione Europea, questo non vuole essere fatto. Anche attualmente l'intervento dello Stato nei confronti del Monte dei Paschi di Siena può essere soltanto un intervento transitorio, quando nel resto d'Europa molte banche sono state nazionalizzate, l'intervento dello Stato c'è stato in maniera definitiva. Quindi noi purtroppo in Italia siamo un paese che fa molta gola, dobbiamo cominciare a pensare che nessuno è al sicuro, che ognuno di noi deve tornare ad occuparsi di quello che è l'interesse pubblico, perché oggi nessun interesse privato è realmente al sicuro. Le banche sono uno strumento e l'attacco alle banche sarà qualcosa di particolarmente forte. Con questo vi voglio lasciare con un messaggio però positivo, con un messaggio che è più speranza. Per fortuna, anche se ci vogliono far credere che c'è scarsità di tutto, che c'è scarsità di denaro, che c'è scarsità di possibilità, che c'è scarsità di lavoro, che c'è scarsità di cibo e di sostentamento per tutti in questo mondo, veramente potete fare alcune ricerche e accorgervi che non è così. Oggi in realtà siamo nel mondo dell'abbondanza, della pienezza, della grande possibilità per tutti, della prospettiva per tutti, del lavoro per tutti, della giustizia per tutti, di un livello di vita assolutamente come dire, più che consono a qualcosa che oggi effettivamente stiamo perdendo. Quindi abbiamo la possibilità di stare bene tutti quanti. Nel mondo c'è tantissimo, abbiamo soltanto bisogno di cominciare a chiederlo, perché se non torneremo a fare quello che vogliamo, c'è un patto quello che non vogliamo. Quindi comincerà a, come dire, mobilitarsi in questo senso, a farsi sentire in questo senso. Non c'è bisogno di scendere in piazza necessariamente, anche se probabilmente oggi una manifestazione anche fisica di questo genere sarebbe fortunata, ma c'è bisogno di orientare il pensiero, di orientare la volontà in una certa direzione che è la direzione dell'uguaglianza sociale, che è del riprendersi quello che ci hanno tolto e non di continuare a guardare a quel poco che c'è rimasto, perché probabilmente finiremo per non avere neanche quel poco. Io ringrazio io sono presidente Veneto e vicepresidente nazionale di Confedercomune. Naturalmente ringrazio la senatrice Paola Pin e il suo Italia e il candidato sindaco di Padova Alessio Farinella per il sostegno reciproco che viene dato in questa battaglia contro un sistema che si è rilevato marcio, quindi questo è un sistema di stampo bancario marcio, perché questo è il termine esatto, e noi abbiamo rilevato. Ormai personalmente sono 28 anni che faccio attività di questo tipo, prima personalmente e poi anche per gli altri, e leggo il comunicato stampa che avevo preparato per oggi, per la stampa che non c'è naturalmente. Allora, sofferenze bancarie, NPL, truffe usurarie. I debiti con le banche nell'80% dei casi non sono validi. Confedercontribuenti Veneto ha analizzato oltre 4.000 rapporti bancari. È risultato che circa 3.200 sono contestabili per tutta una serie di illeciti contabili, commissioni e spese non dovute e non lecitamente pattuite, truffe e usura, ovvero il sistematico superamento del tasso soglia massimo previsto dalla legge, che non ha mai superato il 20%. Il calcolo dell'usura si deve effettuare come prevede la legge 108 del 96, che ha sostituito l'articolo 644 del codice penale. E qui tra virgolettato. Nella determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse le imposte e le tasse collegate all'erogazione del credito.
sottolineo, all'erogazione del credito. Quindi la legge penale prevede proprio che l'usura praticata dai banchieri e dai bancari a favore delle banche ci sia un aggravante della pena da 1/3 alla metà, con un massimo del 15 anni di reclusione. Attenzione. Mercoledì prossimo, 22 febbraio, alle 9, il Tribunale a Padova ci sarà il processo unico del Veneto e 3 confissi in Italia, dove saranno alla sbarra 3 imputati: Claudio Gemo, Nereo Stevanello per la Cassa di risparmio del Veneto e Massimo Sabadini per la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Ugari di nostro Testino. Questa BCC è stata condannata in sede civile con sentenza passata in giudicato con un tasso massimo effettivo e globale applicato del 58,98%, attenzione, non come dicono loro che danno il denaro al 3, 4, 5, 8%, 58,98%, vuol dire il 5% al mese. Il debito che l'altra frutta, questa azienda che poi è stata dichiarata fallita nel 2013, aveva con questa banca, non era di circa 100.000 euro, ma di circa 34.000 euro, come poi stabilito dal Tribunale di Padova. Invitiamo quindi tutti ad essere presenti in tribunale, dove noi, Confeder contribuenti, sottolineo Confeder contribuenti, è parte civile con gli imprenditori, il curatore fallimentare e un'altra associazione che difende i risparmiatori e gli imprenditori. Tutti gli imprenditori devono analizzare i loro rapporti bancari, sottolineo, tutti gli imprenditori devono analizzare i loro rapporti bancari come legittima difesa per evitare azioni esecutive immobiliari e recuperare naturalmente i propri soldi. Nella provincia di Padova sono in corso 18.000 esecuzioni immobiliari secondo quelle che sono le nostre informazioni. E quindi a livello veneto siamo a un livello esplosivo e quello che capiterà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane sarà ancora più incisivo. La Camera di Commercio di Padova, invece di difendere le aziende, dal 1990 a pochi anni fa ha avallato l'anatocismo, interessi sugli interessi, vietato dall'articolo 1283 del Codice Civile, qui c'è la prova. Dobbiamo informare che questa pratica illecita, insieme ad altre citate, anche come prevenzione del fenomeno dei suicidi, possono essere recuperate anche dal 1942, basta avere la documentazione. Io stesso, quando ero imprenditore, ho vinto una causa contro la Cassa di risparmio del Veneto recuperando somme su un prestito garantito da Artigian Fidi, consorzio collegato a Confartigianato. Chiediamo con forza di elevare da 2 a 5 anni la pena minima per l'odioso reato di usura. Ora vi faccio un inciso. L'altro ieri il Tribunale di Catania ha detto che dopo aver assolto degli imputati per usura bancari di concorso, ha detto che per commettere l'illecito ci vuole la volontà, il dolo. Quindi, non so se vi spiego, l'usuraio vero e proprio viene beccato, viene messo in galera, gli vengono confiscati tutti i propri beni e viene trattato giustamente come un criminale. Quando l'usura viene praticata nell'ambito bancario, se la cavano sempre dicendo, naturalmente, i giudici benevoli che li assolvono, dicendo che ma non avevano la volontà di farlo. Ora, in tutte le aziende, qualunque azienda, c'è il responsabile penale. Non vedo per quale motivo non ci sia in banca. Ci deve essere chiaramente il responsabile penale che deve rispondere di omesso controllo nell'applicazione dell'usura. Nel momento stesso che la sua banca, cioè quella che lui dovrebbe controllare, che è previsto poi tra l'altro dall'articolo 40,2 del Codice Penale, che chiunque omette il controllo, adesso non lo dico tra virgolettato, e comunque che colui ha l'obbligo di controllare che non venga commesso un illecito e equivale a cagionarlo, ecco,
sta a significare che all'interno delle banche ci deve essere il responsabile penale che risponde nel momento in cui c'è il superamento oggettivo del tasso solido di usura. Questo in Italia non c'è e purtroppo noi, nonostante che facciamo migliaia di denunce, le cose dal punto di vista penale vanno a finire, diciamo, in una bolla di sapone. Dal punto di vista civile ce la caviamo piuttosto bene, ma ci sono ancora tribunali che applicano le cosiddette formule della Banca Italia. Le formule della Banca Italia sono contrarie ad ogni logica dell'aritmetica e della matematica normale. Tanto è vero che in alcuni casi, facendo i calcoli come dice la Banca Italia, viene fuori l'11%, facendo i calcoli con l'aritmetica naturale viene fuori il 30%. Cosa significa? Che gli algoritmi, le circolari, le note e quant'altro della Banca Italia sono in netto contrasto con la legge. Ora, io ieri sera in diretta TV ho accusato la Banca Italia di complicità reale in usura. Qui lo dico e qui lo confermo, perché loro non possono assolutamente incidere su quella che è una legge dello Stato. Loro sono un organo di vigilanza, di controllo, ma non possono entrare nella logica di quello che è una legge dello Stato. Il codice penale è una cosa, quello che dice la Banca Italia è un'altra. Purtroppo i giudici e molti anche i consulenti tecnici dei tribunali hanno preso per oro colato quello che dice la Banca Italia e invece noi dobbiamo invertire l'ordine, dobbiamo fare in modo che anche a livello legislativo venga istituita questa figura di responsabile penale e dopo elevare da 2 a 5 anni la pena minima per il reato. Allora sì che avranno un po' di paura, di timore quando all'interno delle banche vengono, perché continuano a farlo, perché prima lo facevano con la commissione di massimo scoperto, poi lo facevano con la commissione dello sconfinato, adesso lo fanno con la commissione di istruttoria veloce. Continuano a farlo e noi dobbiamo impedirlo perché la gente poi si ammazza, si suicida, ti vengono gli infarti, gli ictus e tutte le malattie possibili e immaginabili proprio per effetto di queste cose, perché non sono consapevoli molto spesso di essere addirittura in credito nei confronti delle banche. Noi abbiamo dimostrato più volte il rovesciamento da un debito a un credito e quindi abbiamo l'obbligo morale e dobbiamo insistere nel dire che la Camera di Commercio è complice nell'antocismo, che la Banca Italia è complice in usura e io mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo e sono anni che lo dico. La Banca Popolare di Verona è quella che tra tutte quelle che hanno praticato l'usura, l'antocismo e tutta una serie di applicazioni di commissioni spese non dovute e non lecitamente pattuite, è quella che ha fatto usura seriale in tutti i rapporti bancari, usura seriale con truffa seriale, e abbiamo le prove, non paghiamo a vanvera. Tanto è vero che il Fatto Quotidiano circa un anno fa ha fatto un articolo meraviglioso, ma nessun politico, nessuno che si schieri dalla parte del giusto. Qui sta crollando l'economia, sta collassando il Veneto, non ne possiamo più e la gente, la politica, l'aria, gli amministratori, i politici, le istituzioni, le prefetture, le camere di commercio, dove sono? Ringrazio. Buongiorno, io sono Patrizio Miatello, associazione di Zerbino Nonara, noi abbiamo fatto il penale contro le due banche Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Intanto ringrazio la senatrice Paola De Pin, che è stata la prima che concretamente ci ha portato in Senato il 2 febbraio e che per quel poco è successo qualcosa. Conosco adesso l'avvocato Mori. No. Però ha parlato molto bene, mi piace quello che ha detto, perché il punto fondamentale è che noi non ci rendiamo conto della situazione. La verità è completamente diventata falsità e la falsità è verità. Purtroppo questa gente, voi siete qua oggi siamo il 18. Allora, un anno fa è iniziata la storia delle due banche,
so se qua c'è qualcuno socio di Veneto Banca, Popolare di Vicenza. Ecco, naturalmente questa storia è passata così semplice, senza che nessuno si renda conto veramente di quello che è il problema. Il problema è inspiegabile. E quando io ho conosciuto Alfredo Bellucco, l'ho conosciuto circa 2 anni fa, e quando sentivo Alfredo Bellucco che aggrediva così le banche, tante volte dicevo, un po'. Ma invece Alfredo Bellucco, che è un combattente, un pioniere della guerra contro le banche, è praticamente un precursore di quello che dovevamo capire tutti. E vi dico, conoscendolo e vivendo quello che ci stanno portando, è buono, perché quello che sta succedendo è una cosa al di là dell'umano. Non siamo chi gestisce questa situazione, c'è qualcuno che non è umano. Questa mattina mi ha chiamato un socio, un ex carabiniere che ha perso 120.000 di Popolare di Vicenza, ha perso 120.000 euro con Vicentina. L'anno scorso ha telefonato, ha detto: ma come, tu mi avevi garantito che era risparmio sicuro, io vengo a prendere i miei soldi. Come è arrivato in banca, hanno chiamato i carabinieri, i suoi colleghi, e l'hanno portato via, perché il direttore gli ha detto che l'ha minacciato. Questo signore gli hanno levato via l'arma, lo hanno, perché è partita, anche se non è stata fatta nessuna denuncia, la banca, siccome ha diciamo delle corsie preferenziali, è arrivata la segnalazione, questo l'hanno rovinato. Questa mattina lui mi ha chiamato e ha detto: stai tranquillo, allora, io sto andando a Paolo, oggi pomeriggio vengo là, perché lui vuole spararsi, perché questa mattina il salva risparmio che hanno fatto l'altro giorno hanno ancora una volta legittimato una ulteriore truffa delle obbligazioni che aveva la Popolare di Vicenza, che sempre allo Stato. Quelle obbligazioni gliele hanno date nel 2011 a seguito di un calo su delle obbligazioni, gli hanno fatto nel 2018, adesso gli dicono che scadono, lui era là che aspettava questi 30.000 euro, piange, lui è devastato, lui non ha più niente. Questo non è che succede a loro, succederà a tutti noi nel giro di 6 mesi, signori. Questa gente qua, noi non ci rendiamo conto cosa è successo in Veneto. Hanno portato via 20 miliardi di euro di risparmi. Lehman Brothers nel 2008, la crisi che ha fatto 4.100 miliardi è partita da 13 miliardi di dollari. Ma di gente che investiva, hanno portato via 20 miliardi di risparmi. Vuol dire che sarà 10 volte più devastante di quella subprime dell'America. Io lo voglio ripetere, dobbiamo cominciare a rendersi conto che se noi pensiamo che quello che è successo agli altri sia una bazzecola e non cominciamo a dare supporto alla politica, io non voglio criticare, a me piace vedere chi fa. Quindi probabilmente la politica non si è resa conto, come non si rende conto il popolo, che il popolo si renderà conto quando non può più prendere i soldi. E questo è il problema del popolo. Noi siamo stati, è cambiato nel giro di 14 anni, siamo cambiati tutti. Ci hanno portato via con l'euro esattamente 4 volte il valore d'acquisto della nostra moneta, dei nostri risparmi. Adesso ci portano via i risparmi. Perché? Perché le notizie sono completamente false. I giornalisti, poverini, loro sono strumenti di questa finanza distruttiva. È una finanza distruttiva che ha un committente, che è la Germania. La Germania, quello che non ha fatto con la seconda guerra mondiale, lo sta facendo con la tranquillità assoluta, con l'euro e adesso con la finanza. Si chiama Germania, sopra la Germania c'è questo gruppo di finanza
che già nel 2013 con nostri soldi hanno ricapitalizzato le loro banche, 380 miliardi Deutsche Bank ha portato via, aiuti di Stato. Come hanno finito l'aiuto di Stato Deutsche Bank, cambiano la legge in Italia. Non si può più fare aiuti di Stato. Dobbiamo smetterla. Ma questo io faccio un appello alla senatrice. Allora, io sono un imprenditore. Dal 2000 io non sono socio di Popolare Vicenza, lo sto facendo perché purtroppo ho capito cosa stava succedendo già dal 2013. Dal 2015 io non vado più in ufficio, perché sappiate che se noi non faremo tutti come ho fatto io, non avremo futuro. Guarda che noi siamo destinati ad essere solo schiavi e saremo colpiti tutti. Quindi io vi prego, aiutiamo i politici che si mettono a disposizione, i politici che non si mettono a disposizione, qualsiasi tipo, va attaccato e svergognato, perché dobbiamo essere noi, il popolo. Noi 1 più 1 deve fare 2, no perché vedo scritto sul giornale fa 0, fa 20, fa... Quindi da parte mia penso di aver dato un esempio. Io sto vivendo con quel poco risparmio che per fortuna non ho messo in banca. Noi dobbiamo ripartire, perché se ripartiamo possiamo avere un futuro. Non è possibile che sia stata portata via la fiducia. Non c'è più fiducia, signori. Hanno portato via i risparmi, la fiducia, non c'è futuro. Dobbiamo combattere assieme a chi si mette a disposizione, ma dobbiamo esserlo tutti. Perché se vogliamo avere il futuro e fermare questo piano diabolico, demoniaco, questo è oltre umanità, perché non hanno pietà. Con le banche abbiamo trattato i casi sociali. Io sono col supporto di Belluto, perché ci vuole coraggio a combattere la finanza, signori. Perché io capisco chi non ha coraggio, perché chi ha il mutuo, chi ha il fido, non ha coraggio. Ma quella mancanza di coraggio bisogna iniziare a dire cose giuste e cose sbagliate. Hanno portato via 20 miliardi, dobbiamo fargli smettere di fare algoritmi di fantasia. 1 più 1 fa. Io mi auguro che tutti voi, che siete in tanti, perché parlare di queste cose e ascoltarle è già vuol dire avere coraggio. E da noi può partire e deve partire con tutta la politica un qualcosa che ci difende. Dobbiamo solo difenderci, salvare le imprese, recuperare la fiducia, mettere in galera chi ha fatto questo, chiunque sia, perché se uno non viene messo in galera perché c'è la legge che è legittima, uno gli fa causa, se fa causa, fine, ha perso tutto. Quindi se anche uno ha i soldi per far causa, alla fine perde. Ma ci rendiamo conto dove siamo finiti? Io vedo anche dei lati positivi, perché con l'azione penale che abbiamo fatto noi, per la prima volta nella storia dell'umanità, 2 banche hanno tirato fuori 660 milioni di euro, perché abbiamo trovato una falla, ma siamo stati combattuti da tutti, addirittura da chi doveva sostenerci, ci hanno pugnalato alla schiena. Allora, se noi abbiamo trovato la falla, vuol dire che io personalmente sono ragioniere, logico, ho ragionato, la falla l'abbiamo trovata. Quindi noi dobbiamo sforzarci di recuperare la direzione della giustizia, perché siamo noi che non ci siamo mai sforzati e poi guardiamo gli altri. Dobbiamo finire, siamo noi i primi colpevoli, ragazzi. Attenzione, perché io non ho mai fatto niente fino a 2 anni fa, ed è colpa mia se siamo così. Perché quando io dovevo fare, non l'ho fatto. Quindi la colpa non è dei politici, non è di nessuno, è solo nostra. Perché noi invece di andare là dovremmo essere qua. Dovremmo ribellarci, anzi,
elevarci. Grazie. Sì, adesso noi naturalmente chiediamo veramente il vostro sostegno operativo. Noi ci siamo proposti di creare questa lista a Padova, ci candidiamo a Genova e a Padova. La prossima settimana vengono anche dei ragazzi da me a Roma, dall'Aquila, insomma ci stiamo un po' allargando. Noi diciamo cose semplici che dovremmo capire senza grandi sforzi. C'è un attacco, ci hanno dato delle regole che non ha fatto la politica di Roma. Già rendersi conto questa. I politici di Roma hanno sottoscritto, ma tutte queste direttive partono da Bruxelles, partono dall'Europa. Noi italiani non avremmo mai fatto delle leggi così contro il nostro sistema economico, imprenditoriale, industriale e contro il nostro sistema di risparmio alle banche, che non sarebbe stato logico. Quindi invece noi abbiamo accettato supinamente tutte queste regole. Queste sono le conseguenze chiare e semplici. Ci vogliono spolpare, portare via tutta la nostra ricchezza. L'hanno già fatto con il popolo, l'hanno già fatto, testato, esperimento riuscito, la Grecia. Adesso siamo noi e tutti naturalmente i paesi del sud Europa, ma soprattutto noi italiani, perché noi avevamo un grande risparmio, eravamo i più ricchi, tuttora abbiamo ancora un grande risparmio, lo dicono le statistiche. Siamo i risparmiatori, il popolo di risparmiatori, perché abbiamo sempre lavorato e messo da parte. Non abbiamo mai vissuto al di sopra delle nostre capacità, come hanno voluto farci intendere, va bene? Siamo un popolo che ha lavorato e ha risparmiato. Quindi, cosa dobbiamo fare? Io ho visto questa settimana i taxisti a Roma, ragazzi. I taxisti a Roma hanno scioperato, hanno fermato Roma, erano tutti che imbriccavano. Questo dobbiamo fare noi veneti, questo dobbiamo unirci, dobbiamo dire no signore. Perché poi la politica prende paura, no? Però Roma bloccata, avete visto Torino, l'immagine hanno fatto vedere. Solo questo li ferma, solo il popolo li ferma, non c'è altro sistema. Le leggi se le fanno, perché quest'ultima che ha citato Alfredo Bellucco e crea un precedente, ma ancora crea un precedente nel giuridico, perché adesso le prossime sentenze, no? Ti potranno dire, quando fai causa per usura, no? C'è questa sentenza che è stata archiviata. Vi rendete conto? Invece di aiutare ci stanno ulteriormente massacrando. Io non so più cos'altro dire, do tutta la mia disponibilità insieme a tutti quanti. Cerchiamo di trovare persone che cominciamo a sollevarci come popolo dobbiamo sollevarci, altrimenti ci passano questi attacchi. Posso parlare? Sì. Io chiedo scusa perché sono arrivata in ritardo. Lei è la senatrice di quale partito mi scusa? Io l'ho detto, io sono stata candidata con i 5 Stelle, Movimento 5 Stelle Veneto, io vengo dalla provincia di Treviso, Verzo. Sì. E poi ho visto che lì si urlava, io l'ho capito subito, l'ho capito ancora a marzo, quando siamo stati nominati in Senato, 15 marzo, l'ho capito subito dopo i 2 o 3 giorni che ero lì, che era un urlare, cambiare tutto per non cambiare nulla. Siccome io vengo da questo territorio, dove qui veramente... Tipo Gattopardo, lei ha capito? E io ho detto no, non si fa così. Noi siamo venuti qua per fare qualcosa, dobbiamo fare un passo avanti, non far finta di urlare, andare sui tetti per non fare nulla, perché questo è, anche questa è una strategia di comunicazione. Allora, poi hai formato. Io me ne sono andata. E lei ha formato questo partito? Sì, adesso, grazie, perché poi non è solo io. Ma di quale origine è? È un distaccamento di Forza Italia? Non ha nessun distaccamento, sono delle persone come tutti, che ci siamo resi conto o che ci uniamo e diciamo la verità di quello che è successo al nostro popolo, oppure finiamo tutti schiacciati. Ci sono tutte le formazioni, sinistra, centro, siamo un po' di... Esatto, se io non ho capito male, la vostra idea sarebbe di unire tutte le associazioni, io pochissimo che seguo,
Io sono, fra virgolette, una truffata della Banca Popolare di Vicenza. Seguo da poco le varie associazioni, ma il mio auspicio sarebbe stato quello che ci fosse un'unità fra le associazioni. Cioè, se io mi rivolgo al signore che ho visto una sera a Vicenza, o mi rivolgo a un altro signore o alla signora, diciamo, hanno nomi diversi, ma il fine ultimo dovrebbe essere lo stesso. Invece io vedo tante situazioni e un iter preciso, perché ci sono 4-5 casi, ci sono gli anziani truffati perché non capivano, ci sono le baciate, ci sono gli imprenditori che hanno voluto comprare. Ci sono il caso come il mio, che io avevo le azioni, le avevo comprate, pensavo che fosse tranquillo, poi ho tentato di vendere nel 2013, non ci sono riuscita perché non ho usato determinati sistemi, mi sono trovata scavalcata con certezza assoluta e con la mancanza di dimostrarlo, perché loro, non mettendo la data certa nel momento in cui tu chiedi, in ogni momento possono alterare il file. Ecco, morale della fiaba, qual è il vostro suggerimento? Che io faccio parte anche delle manifestazioni davanti al tribunale, che là mi piange il cuore perché c'è gente che aveva proprio solo quei soldi. Qual è il vostro impegno? Qual è? Allora, io qua oggi sono come associazione Zellino, sono venuto qua c'è questa senatrice che è di Scorsa Italia, e loro l'hanno preso a cuore a livello politico. Benissimo, perché è una riserva di voti. Come associazione, vero che purtroppo il problema principale è l'unione delle forze. L'unione delle forze, io sono stato il primo a unire tutte le associazioni e sono stato a essere il primo a essere buttato fuori perché volevo fare questo. E questo non è e non va bene. Quindi chi è che si deve unire? Voi non dovete guardare me, non dovete guardare, voi dovete capire col cuore e coi fatti cosa fanno, a chi appoggiare. Ah sì, non c'è niente da fare, perché se voi, allora, l'unione di chi vuole portare avanti delle istanze, anch'io pensavo fosse possibile. Io l'ho fatto, ho messo soldi miei e mi hanno buttato fuori. Questa è la realtà. Adesso aspetta, ma la cosa fondamentale è che al momento attuale chi riceve il 15% dell'offerta ha un'indecisione e una che non capisce più niente. Ma chi riceve il 15%? Mi permetta. Sì, io ho delle azioni, mi hanno chiamato e io ho delle azioni, non so cosa ha fatto mio marito per morale della fiaba, io su 2400 azioni non so se ho 3.000 euro, perché non me ne hanno, oltre che non hanno tenuto conto che io sono una scavalcata, ma non le hanno tenute conto tutte, per cui non hanno, e allora non è che ti danno tutti i 9 euro per tutte le azioni, se no uno dice, dentro, ho avuto uno scontro fortissimo, le faccio. Purtroppo dobbiamo chiudere perché sarà... Comunque, c'era uno che aveva 33.000 aveva lo stesso problema. Comunque signora, quello che stiamo andando contro è un sistema finanziario, non c'è niente da fare, siamo tutti microbi e la sostanza, le scelte lo devono fare i soci devono capire. Ho capito, però ai soci serve un condottiero, perché ci sono i soldati, ma serve la guida e qua le guide sono troppe. Ho capito. Non si va da nessuna parte. Sì. Facciamo chiudere la senatrice. Posso un attimo? Sì, prego. Volevo collegare a quello che ha detto il signore che condivido in pieno. Però non è tutta colpa, come ha detto lei, delle banche. È colpa anche nostra, ma pienamente nostra. E si potrebbe fare una cosa molto semplice. Io l'ho già fatta. Non lavorare con le banche. Le banche, lei ha soldi che l'hanno preso le azioni,
Bene, domani mattina vai in quella banca e preleva tutto il contante. Cominciamo a non lavorare più con le banche. No, la banca non è così. Cominciamo a vedere se prendi solo un piccolo di differenza. Questa, come ha detto Giulio, questo non è fatto questa è un'incisività di un tribunale. È un'incisività di un tribunale dove c'è usura, come ha detto Giulio. Il giudice sono 2 anni che non si esprime. Rinvia. Questa è un tribunale, non è di un sollevato della CPU per conto del tribunale di Padova. E non si esprime da 2 anni. Questa è paura. Quindi, signori, se non cominciamo a fare qualcosa di forte, veramente forte, e tirare via i nostri soldi, io ho cominciato nel 2011, avevo un'azienda che aveva 24, ho continuato a lavorare con i miei soldi, come ha detto il signore, con i miei soldi. Quando mi arrivano i soldi in banca, che mi paga qualche ente pubblico, il giorno dopo io li vado a prendere, non li lascio in banca. Se cominciamo a fare tutti così, le banche se la faranno. Io ho presentato questo disegno di legge. Erano state classificate, adesso io poi in Senato quando avevo portato le slide, sono state queste 2 banche nel 2011-2012 addirittura tra le più sicure. Però se il sistema si regge, io non ho problemi, perché se uno ha problemi di prelevare i soldi, li lascia lì, perché devono essere svalutati da un momento all'altro da 60 a 0? Ma chi lo dice? Questo qui è una speculazione finanziaria che non viene da noi. Mi aveva chiesto il giochetto, potevo avere un mutuo comprando delle lezioni, sa cosa fare? Ho chiuso il conto e me ne sono andato. Se avessero fatto tutti così, non saremmo in questo punto. Ma facevano queste proposte. Il problema è io vi ringrazio e non è una conferenza che facciamo, ci siamo trovati e ritrovati, ho chiesto anche, la signora citava altre associazioni, io le ho chiamate e ho detto venite a Roma con me, venite che portiamo avanti una bella massa di persone del Veneto che deve fare tutte e ci fanno Eccola, c'è il signore che vuole fare una parola. Senatrice, io mi complimento, a fianco a 3 centurioni, Alfredo, Franco e Patrizio. Noi abbiamo battuto l'estate, ancora da marzo 2015, facendo lobby, interviste, eccetera. Dopo questa sinergia non è scattata, se non su ex partito, che qualche volta, qualche sottosegretario più preparato di noi, e via dicendo. Io le auguro tanta fortuna. Sto dicendo anche di più, magari non riusciamo a mettere in raggio su quei 20 miliardi che potrebbero servire anche per le popolari, se serve a ricoccinare i clienti, secondo me potrebbero tranquillamente essere lasciati a casa perché erano condici di un sistema. Non si è pensato anche a qualcosa per quello sarebbe interessante. Lunedì mi pare che venga pubblicata la legge, no? Agli altri ragazzacci ci siamo visti giorni notti, tanta buona fortuna, però non è semplice raggurarsi il Don Torta e trovarsi buttati fuori dal Don Torta. Questo è il problema che tu, che conosci bene la storia, dovresti dirla, perché se lo diciamo noi ha un valore, se lo dite voi ha un altro valore, perché noi abbiamo avuto una coerenza all'inizio, alla fine ce l'avremo, perché adesso è un momento transitorio, ma ce l'avremo fino alla fine, ecco. E noi continueremo nella nostra battaglia, perché il 15% proposto dalle banche non lo accetteremo mai, che vengano pure a piangere a dire che una cosa che si diceva ancora un anno fa. Organizziamo qualche pullman su Roma, mica ci caricheranno sempre come a Firenze, roba del genere, no?
Una ben venga, però tu sai, che il problema non sono le banche, siamo noi. Esatto. Perché se uno vuole fare qualcosa che ha fatto qualcosa, gli hanno tagliato le ali. Ma perché? Perché le banche hanno dei mezzi che arrivano ovunque. E allora la signora vuole il condottiero, la finanza, gli taglia la testa, o in una maniera o nell'altra. Ma il condottiero, no? Allora, bisogna essere in tanti, bisogna avere un supporto, bisogna che i senatori, la politica cominci a fare come fa questo signore qua, ecco, e andare avanti, ma questo dipende anche dalle persone, perché se le persone non fanno le pulci alle cose e non si fanno le domande, ci sono delle situazioni, qualcuno è stato messo in croce e faceva i miracoli, cioè la crocefissione avviene ogni millesimo di secondo, anche qua, e noi non facciamo mai niente e pensiamo che facciano sempre gli altri. La colpa è nostra, perché quando c'è una soluzione siamo i primi a girarsi. Questo è il problema, siamo noi stessi. È inutile. C'è tanta ignoranza. C'è tanta, e finisco, c'è ignoranza, ma il peccato fondamentale è quando uno si disinteressa. La mancata partecipazione. Tanto sono il numero di Forza Italia, e perché allora non entrare voi stessi in quei posti? Riscossa Italia, no, riscossa Italia. Allora, riscossa Italia. non lo so, allora io ieri. Perché non entrare voi in politica, sostenendo appunto una lista che parte da palla e scappa in questo sistema finanziario? Allora io ieri qualcuno gli ho raccontato quello che è successo, no perché è successo a me, perché io comunque la confusione che ha quella signora, perché chi accetterà darà la manleva a essere stato derubato, quindi la confusione che è stata creata è che oltretutto chi accetta non potrà più parlare. Bene, detto questo, ieri uno mi ha detto questa è politica, cioè allora io dovrei mettermi in politica a pugnalare le persone, questa è la politica. Signori, dobbiamo cambiare le cose, è inutile dire ma sì, la giustizia, bla bla bla, retorica, cioè ci vogliono i fatti, sono fatti, adesso bisogna fare i fatti, perché tutte le chiacchiere non serve a niente. Se la politica è pugnalarsi alla schiena, non va bene, cioè dobbiamo individuare i politici sani. Io non mi metto in politica, io vorrei cambiare la politica, perché voglio chiedere a lei fa il suo lavoro e lei deve darmi delle risposte, come abbiamo fatto. Perché io sono andato in Senato per merito suo e ho detto, cos'è che ho detto? Vergogna, vergogna, vergogna. Ok? Questo basta fare. E non bisogna dar colpa agli altri, perché anch'io, se tu guardi gli altri, dobbiamo essere noi. Chi ci dà, dobbiamo prenderlo e aiutarlo. Ma tutti. E allora, e questo dipende da noi, dobbiamo cambiare, perché la colpa è nostra. Fate qualcosa di concreto, iscrivetevi, e veniteci a dare una mano. Presentiamo la prossima, perché Io